Dopo gli attacchi che la Sette ha riservato a Totò Cuffaro nel corso della trasmissione di Formigli, non si arresta il pressing delle opposizioni sul politico che ha fatto rinascere la DC e adesso arriva un manifesto contro il fratello Silvio, che certamente è uno dei più attivi dirigenti generali della regione, che viene accusato dal circolo PD Cesare Sessa di Raffadali di stare con un piede in due scarpe perché ricopre la doppia carica di sindaco e dirigente del Dipartimento Finanze della regione siciliana. Quindi, a dire del PD, percepisce due indennità, nonostante, affermano, le due cariche siano incompatibili. Pronta la risposta di Silvio Cuffaro. Io avevo deciso di non replicare a delle provocazioni, però incalzato da molti suoi colleghi e anche da lei, voglio fare solo due battute. In Italia è difficile andare dietro all'evoluzione normativa, ci sono leggi che si susseguono e purtroppo tutti non hanno la capacità di seguirle e di andare dietro a quelle che sono le normative che nel tempo si susseguono e si modificano. Sarebbe opportuno che i miei colleghi politici di Raffadali vadano a vedere il decreto legislativo 39 del 2013 per farsi un quadro completo di quelle che sono le incompatibilità vigenti nel nostro ordinamento giuridico e in modo molto elementare andrebbero a vedere l'articolo 22, che questa è l'unica legge che disciplina le incompatibilità dei pubblici amministratori e dei pubblici dipendenti vigenti nel territorio nazionale, in quanto nell'articolo 22 richiama esattamente gli articoli 54 e 97 della Costituzione per dire che questa normativa prevale su tutte le altre normative regionali in contrasto con la presente. Non l'ho voluto fare perché non mi è sembrato opportuno fare queste specificazioni, però visto che mi incalzate a farle, dico non voglio fare lezioni di diritto, voglio soltanto dire che le norme vanno viste, vanno lette, vanno interpretate. Nel caso specie è una interpretazione molto elementare perché l'articolo 22 proprio recita della prevalenza di questo decreto legislativo su tutte le altre norme regionali che disciplinano la stessa materia, cioè quelle delle incompatibilità e inconferibilità.